Diamo la parola a Pier Giorgio Boscagin, che voglio ricordarlo, è stato uno dei primissimi ad affrontare e a divulgare il problema dei PFAS a Colonia Veneta col Circolo Perla Blu. Pier Giorgio, a te. Grazie Luca. È difficile trovare qualcosa di nuovo rispetto a quello che hanno detto prima i ragazzi, perché è tutto giusto quello che hanno detto okay. Dicevo che è un po' difficile trovare parole nuove rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso, perché i ragazzi hanno detto tutto quello che serve, così come quelli che mi hanno preceduto. Io però, in vista del traguardo della prima tappa, cioè di questo processo, perché probabilmente non sarà la fine, sarà la prima tappa, voglio ricordare le battaglie che sono iniziate ben 12 anni fa da qualcuno che allora aveva capito cosa stava succedendo. E voglio ricordare tutti che da 12 anni a questa parte si sono spesi, si stanno spendendo perché un diritto sacrosanto venga salvaguardato e che vengano colpiti chi questo diritto ci ha tolto. Okay? Io ricordo le prime assemblee, ricordo anche i termini con cui venivamo etichettati. Eravamo degli allarmisti passibili di denuncia per procurato allarme. Siamo qua alla vigilia, come dicevo prima, della prima tappa di un lungo percorso iniziato nel 2013, dove nessuno, neanche tra le istituzioni, voleva aprire gli occhi. Bene, li abbiamo fatti aprire noi, con il nostro lavoro. Quindi ringrazio tutti gli attivisti che si sono mossi in questi anni, nessuno escluso. Grazie. Grazie per